parlando l'ultimo giorno del mese di giugno, giorno 30, puntata che è la 394 invece per quanto riguarda Calcio Parlando. Ci avviciniamo alla numero 400, cadrà ovviamente nel mese di luglio e siamo in pieno clima mondiale, a metà del guado per quanto riguarda gli ottavi di finale della rassegna iridata in Brasile. I padroni di casa hanno già piantato la loro bandierina nei quarti di finale perché poi venerdì affronteranno una partita difficilissima ovviamente la Colombia. Il Brasile ha battuto ai calci di rigore il Cile, la Colombia più nettamente ha superato 2-0 con l'Uruguay che 6 giorni fa ha fatto fuori l'Italia, stromettendola addirittura dalla fase a gironi. Unica vittoria netta degli ottavi di finale di questi primi 4 ottavi di finale, perché poi l'Olanda con una partita davvero da batticuore ha superato il Messico in rimonta, fino a un minuto alla fine vincevano i messicani, poi l'Olanda con Sneijder e Huntelaar ha ribaltato tutto e ha evitato appunto anche i tempi supplementari, non evitati invece esattamente come nella partita del Brasile nemmeno i calci di rigore in quel Costa Rica-Grecia, che anche lì ha avuto un epilogo abbastanza emozionante nel finale. La Grecia con l'uomo in più ha trovato il pareggio grazie all'ex milanista Papastatopoulos, poi però la resistenza costaricana non è crollata. Ai calci di rigore ha avuto la meglio l'altra squadra, che è riuscita a far fuori l'Italia nella fase a gironi con il portiere Navas, che ha parato un rigore. Quindi Costa Rica ai quarti, esattamente come appunto l'Olanda, come il Brasile, come la Colombia. Oggi alle 18 Francia-Nigeria, alle 22 c'è Germania-Algeria, due africane dunque contro due squadre europee, questo incrocio con ovviamente Francia e Germania che partono come favorite. Poi sarà la volta domani di Argentina e Belgio rispettivamente contro Svizzera e Stati Uniti. Programma che dunque si completa per gli ottavi di finale, gara unica, ovviamente non si può più sbagliare. Saranno molti i temi che andremo ad affrontare nella puntata di oggi. Saremo in onda con voi sulle frequenze di Radio Padania fino alle ore 14, naturalmente insieme a Daniele Amadasi, che salutiamo. Ciao Daniele. Ciao Adriano, a te e ai nostri radioascoltatori. Giustamente hai ricordato anche il numero della puntata 394, per cui ci avviciniamo sempre più rapidamente alla quota della 400esima. Siamo ovviamente disponibili ai vostri commenti, considerazioni, domande e quant'altro. 0266203529 per chiamarci in diretta. Invece il numero degli SMS è il 346 6427 756, naturalmente per scriverci anche attraverso i metodo dei social network, naturalmente alla pagina di Calcio Parlando. Ricordiamo Calcio Parlando RPL per Facebook, e poi il nostro profilo Twitter. Accogliamo tutto quello che vuole essere l'argomento di natura calcistica che trattiamo. Peraltro sabato ci siamo anche occupati di basket, perché l'Olimpia Milano ha vinto lo scudetto dopo 18 anni, il suo 26esimo titolo. Ne abbiamo parlato sabato scorso, 2 giorni fa, proprio poche ore dopo il trionfo dell'Olimpia Armani contro Siena. Andiamo però con i mondiali, perché giustamente c'è stato tanto da raccontare in questa 2 giorni. Si è partiti sabato con gli ottavi di finale, un Brasile padrone di casa, un Brasile che ha un po' gli occhi addosso e soprattutto con questa con quella serata tutta sudamericana dedicata ovviamente a Brasile, Cile, Uruguay e Colombia. È successo che il Brasile con parecchia fatica ha portato in caso la gara contro il Cile ai tempi supplementari. Poi un Cile che ha colpito attraversa una manciata di secondi dai calci di rigore con Mauricio Pinilla, il giocatore del Cagliari, che da eroe che poteva essere per portare eventualmente la sua squadra ai quarti è diventato
uno dei giocatori inevitabilmente sul banco degli imputati, ci sta di sbagliare un calcio di rigore nella lotteria finale, lui si è macchiato di un errore subito all'inizio, strepitoso però Julio Cesar che ne ha parati due, palo di Iara, errore di Willian per quanto riguarda il Brasile, che comunque ha avuto la meglio. Il Brasile ovviamente deve rispondere a molti interrogativi in questo momento, Daniele, perché oltretutto noi abbiamo sviscerato i temi di un'Italia, di una nazionale azzurra di Prandelli che si è un po' persa inevitabilmente con tante certezze che non ci sono più, ma non è che il Brasile, per essere il Brasile, sia così messo meglio, anzi. Ma l'Italia si è persa e il Brasile non si è mai trovato, potremmo anche dirla in questa maniera. È una formazione brasiliana che sulla carta è una delle più deboli che si siano mai viste arrivare ai mondiali, perché di fatto vive intorno alla stella di Neymar. Gli altri giocatori che giocano in fase offensiva comunque giocano in campionati minori. Hulk ha fatto, direi, una buona partita l'altra sera, però ricordiamo che gioca in Russia, nello Zenit San Pietroburgo, quindi è un campionato che a livello europeo è di terza fascia, neanche di seconda. Ci sono dei giocatori come Fred e Joe che sembrano delle sorte di barzellette, gente che forse neanche a porta vuota è in grado di mettere la palla dentro. Fred ha fatto un gol, però l'ha fatto anche in fuorigioco in questi mondiali. La retroguardia del Brasile vive comunque su due forti difensori centrali, ma per il resto c'è poca spinta. Abbiamo visto anche Marcelo che ha fatto molte volte ha fatto fatica. È un Brasile che va in campo e randele non poco, perché dopo neanche un minuto di gioco c'è Fernandinho che ha fatto un fallaccio che era da rosso diretto, in confronto Marchisio non era neanche da essere ammonito se raffrontiamo i due falli. È un Brasile che ha fatto fatica, è riuscito attraverso, diciamo così, la buona sorte, la buona fortuna a passare il turno contro il Cile. Meritava molto di più la formazione cilena che non è riuscito a superare. Direi è un bene per la questione di ordine pubblico, perché un Brasile che esce agli ottavi di finale secondo me avrebbe creato veramente dei grossi problemi a tutta l'organizzazione, perché a quel punto si sarebbe, diciamo così, riversata la rabbia probabilmente anche fuori dallo stadio, e soprattutto poi nel proseguo di un mondiale che, l'abbiamo detto, non è stato costruito bene, soprattutto per disavanzo economico che c'è fra le persone ricche che andranno ancora a incrementare i loro profitti, invece tutte le popolazioni che vivevano nelle favelas, considerato che sono state sfrattate. Per cui è una situazione particolare, un Brasile che va avanti a fatica, adesso affronta la Colombia. La Colombia è una formazione che sta dimostrando un calcio strepitoso, e soprattutto c'è questo James Rodriguez che era stato scoperto, diciamo così, dal Porto, poi venduto a caro prezzo, oltre 40 milioni di euro da un Monaco, formazione francese che a questo punto si terrà stretto. James Rodriguez andrà a mettere probabilmente sul mercato Falcao, ma l'abbiamo detto, è un calciatore che ormai è destinato ad andare a Real Madrid, per cui è in 3C di mondiale che logicamente poi vanno a guardare anche tutte le sfumature di un calciomercato, soprattutto che per quello che riguarda l'ambito europeo, perché in casa nostra, l'abbiamo detto, i soldi sono pochi e difficilmente ci saranno delle stelle, neostelle del mondiale che approderanno nella prossima Serie A. Un discorso legato alle formazioni che ospitano il mondiale destinate a fare strada. Abbiamo avuto l'unica eccezione degli Stati Uniti nel 94, Stati Uniti che sono usciti agli ottavi per mano del Brasile, però se andiamo a fare un rapido excursus, c'è un'Italia che al mondiale del 90 ha raggiunto la semifinale, la Francia nel 98 ha vinto, la Corea nel 2002 ha trovato anche qui la semifinale, lo stesso per la Germania nel 2006, altra eccezione ovviamente quella del Sudafrica nel 2010, però naturalmente il Brasile sta un po' rispettando il copione, anche se a fatica, un Brasile che ha battuto con difficoltà e anche con aiuti arbitrali la Croazia nella prima partita, faticando tantissimo contro il Messico poi nel secondo turno, e l'ultima partita che l'ha invece vista ovviamente molto più sul velluto andare
a conquistarsi la qualificazione, conquistarsi soprattutto il primo posto, quello che allo stesso modo aveva raggiunto l'Olanda e il Cile secondo, invece avendo poi fatto fuori la Spagna. Questo ha detto finora il mondiale della formazione verde-oro, che ai quarti di finale li ha comunque trovati, e adesso appunto affronterà una Colombia che sabato sera ha spazzato via l'Uruguay, squadra priva di Suarez, un giocatore intorno a cui si è detto molto, ecco, eroe di serata comunque James Rodriguez, strepitoso gol, in particolare ovviamente il primo, quello da distanza siderale, ha spaccato una partita comunque non semplice, Philip, per la formazione colombiana, che ricordiamo è ovviamente intrisa di giocatori che militano nel nostro campionato, da Yepes a Zapata, passando ovviamente per l'attacco con Cuadrado. Insomma, una Colombia che si sta seriamente candidando come squadra in grado di dire la sua per il mondiale. Ha vinto il suo girone, ha fatto peraltro 9 punti, quindi ha vinto anche molto molto bene il proprio raggruppamento. Il gruppo C avrebbe potuto essere sul cammino dell'Italia negli ottavi di finale, se solo la nazionale di Prandelli avesse resistito quei 10 minuti in più contro l'Uruguay, portando via il pareggio. Così non è stato. Una Colombia che adesso ha un vero e proprio esame di enorme maturità, quello contro il Brasile. Torniamo un attimo, visto che parliamo, Daniele, di Colombia, Uruguay e di un'affermazione piuttosto netta della squadra colombiana su Suarez, perché ci si è anche spesi in molte considerazioni da parte della federazione uruguagia, che si è rivolta alla FIFA, ha detto la sua polemicamente. Chiaro, anche il Liverpool, il club di appartenenza di Luis Suarez, però ecco, le scuse da parte del giocatore per quello gesto deplorevole non sono arrivate, anzi tutt'altro. No, le scuse non sono arrivate. Evidentemente è un giocatore che non si è pentito di quello che ha fatto, perché è abituato a farlo. È già la terza volta che questo qui, invece che andare a giocare a calcio, dare o prendere calci da morsi. È un giocatore che si è messo a piangere quando gli è arrivata la squalifica, e trovo veramente scandaloso che l'Uruguay stia cercando di trovare delle scuse quando c'è la prova televisiva che è lampante. Io l'ho detto subito, direi anche nella nostra trasmissione che abbiamo avuto sabato, per cui non era proprio a caldo ma a freddo. Della squalifica di Suarez di fatto va a pagare tantissimo il Liverpool, che è club d'appartenenza, quindi bisognerebbe mettere secondo me un paletto diverso. È giusto dare una squalifica lunga, ma io avrei dato una squalifica ai mondiali. Cioè, uno come Suarez secondo me in carriera non dovrebbe più giocare una competizione mondiale, perché è indegno, senza problemi. Uno così non può andare in campo, vada a fare altre cose, non può fare il calciatore. Paga tantissimo il Liverpool, perché per 4 mesi non potrà avere questo giocatore, un Liverpool che già sulla propria pelle aveva pagato quando l'anno scorso sempre Suarez andò a mordere nella Premier League l'orecchio di un calciatore inglese, rimediando 10 giornate di squalifica. Il Liverpool ha messo sul mercato, lo venderà verosimilmente 70-80 milioni di euro, vedremo che cosa, ma non è un caso che i due sponsor principali, non facciamo i nomi, hanno già abbandonato Suarez. È un danno d'immagine pazzesco, un calciatore che, diciamo così, si diverte, ha dei raptus, non riesco neanche a capire come possa commettere queste cose, considerando che l'ha già fatto 3 volte, una volta in Olanda quando giocava nell'Ajax, poi l'ha fatto in Inghilterra e adesso addirittura in una competizione mondiale. Quindi l'Uruguay secondo me c'ha poche scuse da trovare. L'Uruguay è uscita meritatamente perché ha affrontato la Colombia, che è una di quelle formazioni sorprendenti che stanno facendo un mondiale perfetto. 4 gare, 4 vittorie, soprattutto un James Rodriguez che in 4 gare è già andato a segno 5 volte, quindi soprattutto in ogni gara è andato in gol. È una formazione che rimanca Radamel Falcao, è una di quelle squadre che ha fatto vedere ottime cose come il Cile e Messico, che di fatto comunque sono arrivate vicinissimo al passaggio del turno, perché il Cile è uscito per un palo interno da un rigore, il Messico ieri fino a un minuto dal termine di fatto aveva in mano i quarti di finale. Altro dato caratteristico, Adriano, di queste prime 4 gare degli ottavi di finale è rappresentato
dal fatto che hanno passato il turno 4 formazioni che hanno vinto il proprio girone, per cui diciamo così, dopo il Brasile, l'Olanda e la Colombia, anche la Costa Rica ieri è riuscita a passare il turno, quindi 4 squadre che hanno vinto il proprio girone sono approdate, quindi questo diciamo così dà anche la valenza di come comunque non conti soltanto la partita secca, però siano proprio il momento di forma generale e soprattutto quello che viene fatto nell'arco della fase eliminatoria. Per la Colombia sarà una prova del 9, però direi che soprattutto lo sarà per il Brasile, perché il Brasile l'altra sera ha avuto tantissima fortuna, l'aveva avuto già nella prima gara quando grazie a degli aiuti arbitrali è riuscito a superare la Croazia, e poi vedremo quindi se il Brasile riuscirà a trovare qualche energia diversa da Neymar, un Neymar che, ricordiamolo, scenderà regolarmente in campo, però diciamo così non sarà proprio in perfette condizioni, l'abbiamo visto anche l'altra sera, perché Neymar girava a 30 metri dalla porta per cercare di non prendere ulteriori colpo e come unica punta di fatto giocava Hulk. Sì, è vero, le 4 squadre che finora sono scese in campo hanno rispettato il copione, diciamo che il lotto delle favorite è ovviamente composto dalle squadre che hanno vinto il proprio raggruppamento, e il discorso era estendibile anche a una gara di per sé molto equilibrata come Costa Rica-Grecia, Costa Rica che però ha dimostrato di essere più in palla, più in forma, e lo dimostra anche il fatto rispetto alla squadra ellenica che appunto i greci si sono qualificati soltanto all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi strappando per i capelli una qualificazione agli ottavi di finale. In ogni caso, al di là di quelli che possono essere gli equilibri sottili o meno, ecco che di certo c'è un divario progressivo tra le squadre che si sono affrontati, anche se poi a Brasile Cile abbiamo un po' approcciato, ecco, tutti con in un certo modo, perché del Cile, di quanto era riuscito a fare in positivo, in termini positivi, avevamo visto tutti nella fase ai gironi, e di riflesso anche di quello che non era certo uno strapotere del Brasile, certo non poteva essere definito così. Adesso peraltro abbiamo partite più o meno sulla stessa falsariga, perché abbiamo detto di Francia-Nigeria e di Germania-Algeria che si dovranno affrontare. C'è una sorta di abisso tra tra le due formazioni che si affronteranno oggi, ma lo stesso possiamo dire anche per Argentina-Nigeria di domani, un po' più equilibrata, forse Belgio-Stati Uniti, ma con la squadra europea che ha ovviamente i favori del pronostico e si proponeva come outsider davvero credibile in questo mondiale. Ha fino a questo momento rispettato le gerarchie, l'abbiamo visto nella fase gironi. Una chiamata intanto per noi, un ascoltatore, sentiamo chi c'è in linea. Buongiorno. Buongiorno, salve. Niente, sentivo parlare un po' del Brasile e io non sono d'accordo con quello che dite voi. Comunque anche perché i favori di arbitraggio mi sembra che nella partita l'ultima non siano stati dati tanto, perché il gol di Hulk era regolarissimo e avrebbe cambiato la svolta la partita, se non vi dispiace. Certo. Rammentatele queste cose e non rammentate solo la traversa, ma anche il gol annullato di Hulk, regolarissimo. Grazie per la chiamata. Diciamo sì, c'era un gol annullato al Brasile, però Daniele, mi pare che la decisione dell'arbitro sia stata di Webb, se non ricordo male era lui che arbitrava la gara del Brasile, sia stata anche corretta, se vogliamo. Poi il Brasile poteva beneficiare di un rigore, però diciamo che è un po' più a credito sicuramente la squadra di Scolari in questo mondiale per quanto riguarda il risvolto arbitrale, no? Ma in parte, cioè giustamente il gol che è stato annullato Hulk poteva anche essere convalidato. C'è stato un movimento abbastanza particolare con la spalla, Webb probabilmente ha visto da dietro che la palla poteva aver toccato la mano dell'attaccante brasiliano e annullato. È vero, il gol era valido, però se poi dobbiamo andare a pesare tutte le varie situazioni, una situazione iniziale, scusate il gioco di parole, avrebbe dovuto vedere Brasile giocare tutta la gara con l'uomo in meno, perché il fallaccio che ha fatto Fernandinho dopo 60-90 secondi era da rosso diretto, cioè possiamo discutere, se uno mi vuole risultare più o meno daltonico mi dice no, non è giallo, ti do l'arancione,
ma secondo me era un rosso diretto. Il Brasile sì, poteva usufruire di quella rete, però è una formazione che ha sofferto tantissimo il gioco del Cile, il Cile che è andato vicinissimo alla rete del 90, alla rete della vittoria al 120esimo con la traversa di Piniglia, e poi è uscito per un palo interno, per cui non penso che abbiamo detto un'eresia dire che il Brasile ha avuto fortuna a passare il turno, e sarebbe stato uno scandalo se Cile fosse riuscito a superare la formazione brasiliana. Però il Brasile ha passato il turno, però ribadisco, è uno dei Brasili peggiori che io abbia mai visto, siccome bene o male di mondiali, già quello dell'82 ero in grado di capire tutto, perché per fortuna l'età me lo consentiva, devo dire, quindi di averne già visti, e rispetto ad altri Brasili, ad altri giocatori, è una formazione che ruota esclusivamente quasi solo intorno alle giocate di Neymar, e quindi vedremo che cosa riuscirà a fare la nazionale carioca. Sì, diciamo che anche il Brasile del 2002 mi viene in mente, quello che poi peraltro vinse il mondiale in Corea, qualche aiuto lo ricevette, però era ben altra squadra, aveva giocatori di spessore, da Rivaldo allo stesso Ronaldo, anche se è stato vittima di un infortunio a un centrocampo davvero fortissimo. Sì. Adriano, è abbastanza fisiologico, diciamo che ogni squadra che gioca in casa possa avere degli aiuti arbitrali, ma nessuno fa il vittimismo. Ma l'unica formazione che forse hanno avuto aiuti arbitrali è stata l'Italia nel 1990, quando si decise in maniera assurda di andare a giocare con la semifinale con l'Argentina a Napoli, dove tutti i tifosi partenopei hanno tifato Argentina. Questo bisognerebbe anche ricordarlo per chi magari vuole mischiare la politica al mondo del calcio. E non ultimo il mondiale che è stato disputato in Sud Corea, cose scandalose per portare la Corea in semifinale. Poi la Corea ha perso di fatto le 2 gare arrivando quarta, quindi è abbastanza fisiologica che la formazione in casa riesca ad avere degli aiuti arbitrali. Abbiamo visto l'anno scorso in Confederation Cup il Brasile l'ha vinta anche perché ha avuto degli aiuti abbastanza eclatanti, e magari nulla di scandaloso o vergognoso, però bisogna metterlo in conto, e il Brasile per adesso ha avuto qualche piccolo aiutino, però contro la Croazia senza quel rigore inventato la partita sarebbe finita 1-1 e il Brasile sarebbe arrivato secondo nel girone. Questo direi che è abbastanza inconfutabile. Sì, poi esatto, torniamo indietro anche agli anni 60 col famoso Inghilterra 66, gol con la palla che non era entrata, e la finale vinta con la Germania nel modo in cui sappiamo. Torniamo a Cile 62 con quella partita incredibile che l'Italia perse contro la nazionale cilena a Santiago, un 2-0 davvero scandaloso come contenuti a livello arbitrale per la nazionale azzurra. Torniamo ovviamente indietro di 50 anni, però ci sta anche il parallelo con quello che è accaduto in altre edizioni. Chi invece, Daniele, dobbiamo dire, non ha rubato proprio niente, ma anzi è in credito dal punto di vista arbitrale, è la Costa Rica, perché contro l'Italia, a parte che pure ha vinto la Costa Rica, c'era anche un calcio di rigore clamoroso non fischiato per fallo di Chiellini, che poteva anche essere da espulsione. Ieri Costa Rica è andata in vantaggio contro la Grecia, poteva andare sul 2-0 per un mani di Torosidis, non è stato concesso il rigore. La Grecia con l'uomo in più ha pareggiato al 91esimo grazie all'ex milanista Papastatopoulos, e poi non è riuscita a evitare i calci di rigore, non è riuscita a vincere durante i supplementari, nei 30 minuti di extra time. La Costa Rica ai rigori ha prevalso 6-4 a favore della squadra centroamericana, che sta coltivando sempre più un sogno, e nella gara dei quarti di finale di sabato affronterà l'Olanda. Sì, è vero, la Costa Rica sta rappresentando per adesso la sorpresa maggiore di questi mondiali. È una formazione che di fatto è riuscita a entrare nelle prime 8, e vedremo che cosa succederà, perché probabilmente, diciamo così, contro l'Olanda dovrebbe finire l'avventura di una Costa Rica che arriverà, l'abbiamo detto, a fare le prime 8, e poi vedremo se sarà soltanto una meteora oppure potrà rappresentare anche nel proseguo dei prossimi anni una nuova realtà. E la cosa particolare è che, bene o male, tutti i giocatori del Costa Rica giocano comunque in campionati minori rispetto alle altre formazioni, quindi sulla carta era una delle più deboli, però è una
è una squadra che zitta zitta è riuscita a battere, a fare fuori quindi il proprio girone, prima l'Uruguay, poi l'Italia e anche l'Inghilterra. Comunque ha eliminato la Grecia giocando anche con l'uomo in meno, per cui di sicuro è la sorpresa di questi mondiali, che stanno facendo vedere molte realtà anche centroamericane, l'abbiamo detto, e quindi è un dato assolutamente positivo, sperando che, diciamo così, nel proseguio dei prossimi anni la Costa Rica non rappresenti soltanto quella meteora che a livello europeo magari c'era stato quando la Grecia era andata a vincere un europeo, anche come la Danimarca. Ecco, speriamo che magari possa essere una nuova frontiera, e quindi si possono andare a scoprire magari nuovi calciatori, nuove realtà, e soprattutto è una cosa caratteristica perché mi piacerebbe scoprire, poi potremo anche magari andare a vedere su internet oppure attraverso i nostri collegamenti esterni, quanto va a guadagnare magari il giocatore più importante della Costa Rica. Probabilmente scopriremo che diciamo così, il giocatore che porta a casa più soldi nella Costa Rica, confrontandolo con un italiano, poi magari ci sarebbe una differenza elevata tra i due stipendi. Brasile, Colombia e Olanda, Costa Rica, i due quarti di finale già definiti in questo mondiale, si disputeranno rispettivamente venerdì sera e sabato, con questo quadro che poi sarà completato dalle vincenti di Francia e Nigeria e Germania e Algeria, che si dovranno affrontare. Si gioca oggi alle 18 e alle 22. Si giocano queste due partite. Domani il completamento del programma alle 18 Argentina-Nigeria, alle 22 Belgio-Stati Uniti. Può arrivare una sorpresa da queste gare, Daniele? Può esserci qualcosa fuori copione, oppure ecco che le squadre favorite comporranno poi la griglia dei quarti di finale come ci si aspetta in linea teorica? No, non penso che ci siano dei sconvolgimenti o soprattutto delle situazioni che vadano, diciamo così, a capovolgere i favori del pronostico, che sulla carta sono favorevoli all'Argentina, alla Francia, alla Germania, al Belgio, per cui penso di no. Dovrebbero essere queste le altre 4 formazioni ad accedere ai quarti di finale. C'è il ritiro di Giorgios Karagounis dalla nazionale greca dopo la sconfitta di ieri, Grecia che ha perso contro la Costa Rica ai rigori, ricordiamolo, è un simbolo della nazionale ellenica. Tra l'altro ha giocato anche nell'Inter per un paio di stagioni, classe 79. Giorgios Karagounis lascia la nazionale greca. Per quanto riguarda l'Argentina, c'è la possibilità che il Kun Agüero possa tornare in campo nei quarti di finale. Agüero si è fatto male nella partita tra Argentina e Nigeria della fase a gironi. Agüero può essere in campo, potrebbe farcela per il fine di questa settimana, quando l'Argentina eventualmente affronterebbe i quarti di finale del mondiale, eventualmente contro appunto la squadra vincente di Belgio-Stati Uniti. Questo è il quadro per quanto riguarda l'Argentina. C'è anche una Francia in cui tiene banco il pensiero dell'eventuale quarto di finale contro l'Algeria. Il presidente Legret ha parlato in tal senso di un'eventuale gara ai quarti, un desiderio, quello di sfidare l'Algeria. Per lui è una gara che vorrei vedere prima della fine del mio mandato. Sarebbe una sfida tra due paesi fratelli. Ci sono tanti tifosi dell'Algeria in Francia sicuramente, però bisogna prima battere la Nigeria. L'Algeria dovrebbe battere la Germania, che è ovviamente una grossa nazionale, quindi questo è anche il risvolto verso i quarti di finale. C'è dopo il fallimentare mondiale in Brasile per l'Italia tutto invece da ricostruire. Daniele, abbiamo detto delle dimissioni di Prandelli, di quelle di Giancarlo Abete. Ovviamente il Toto allenatore è partito da subito e si sta un po' allargando il raggio. Qualcuno parla addirittura di
Montella per quanto riguarda la successione a Prandelli in panchina. Ha detto dei nomi di Allegri e di Mancini più defilato, invece Spalletti sembra essersi ristretto il quadro anche a due nomi come quelli di Guidolin e di Alberto Zaccheroni. Il Corriere della Sera di oggi parla anche di Capello, però qui la situazione è molto più complicata, perché Capello è alla guida di una nazionale, quella russa, che ha ovviamente già da tempo nel mirino i prossimi mondiali, quelli del 2018, che giocherà in casa. C'è comunque da attendere, il tempo non fa che innestare il dubbio, alimentare un rebus panchina, ancora una quarantina di giorni prima di sapere in via ufficiale il nome del prossimo allenatore dell'Italia. Sì, è vero, oggi dovrebbe essere ratificato tutto in Lega Calcio, quindi in Federcalcio, quindi le dimissioni di Abete e soprattutto anche poi quelle di Prandelli. Secondo me alla fine sarà una scelta fra due nomi, ovvero Roberto Mancini e Massimiliano Allegri. Da parte mia preferirei avere Mancini, perché è un allenatore che tende magari a vedere più la visione del calcio con una sorta di gioco. Non mi è mai piaciuto il gioco che ha fatto vedere Allegri al Milan, e soprattutto è un allenatore che non vorrei magari toccare un tasto dolente, però 4 anni fa aveva reputato Pirlo un calciatore finito, un allenatore che prima del Milan di fatto aveva soltanto allenato il Cagliari. Mancini ha un'esperienza diversa, soprattutto un'esperienza internazionale. Allegri a livello di Champions League con il Milan ha fatto sempre male, invece devo dire che Mancini a livello internazionale, oltre che aver giocato ad altissimi livelli, poi l'ho dimostrato come tecnico, andando a vincere anche un campionato poi con il Manchester City, dopo che i Citizen erano tantissimi anni che non vincevano la Premier League inglese. Per cui secondo me sarà una scelta che sarà motivata di fatto dalla parte economica. Allegri, tra virgolette, quello che oggi si accontenta probabilmente dello stipendio più basso. Bisognerà vedere se Mancini si vorrà ridurre il proprio emolumento, allora in questo caso potrebbe essere lui il nuovo allenatore, quindi vedremo come finirà. Secondo me però è una corsa a due fra Allegri e Mancini. C'è ovviamente anche molto da ricostruire per quanto riguarda la federazione a questi livelli, diciamo nei piani alti. Ecco, il dopo Abete, con quello che potrebbe essere la scelta destinata a cadere su Carlo Tavecchio, presidente della Lega Dilettanti. C'è anche il nome di Paolo Maldini con la sua candidatura, con un suo rientro nel mondo del calcio. Di sicuro saranno giorni roventi anche sotto questo aspetto. Sì, assolutamente, bisognerà soprattutto capire chi sarà il nuovo presidente e poi anche la squadra, perché di fatto in questi anni abbiamo visto tanti progetti magari già fallire, come quello di Sacchi per il discorso del nazionale settore giovanile, come il lavoro che aveva fatto a un certo punto Baggio, che però poi non è neanche stato considerato, per cui dovremo vedere che cosa succederà con alcuni personaggi come Albertini che si erano dimessi già prima del mondiale, Maldini che di fatto, vista l'impossibilità di tornare nella società del Milan, cerca magari di fare il dirigente, per cui cerca di entrare in nazionale, per cui partirà un po' anche un discorso politico, ci saranno, diciamo così, delle micro candidature, quindi delle sorte proprio di elezioni, e quindi vedremo che cosa succederà, anche se secondo me non lo so, non so dirti un nome di un eventuale nuovo presidente. Direi che adesso tutti stanno cercando di capire da chi ripartire, con quale allenatore ripartire, soprattutto da quella frattura abbastanza pesante fra il gruppo dei giocatori storici e magari di altri giocatori che come Balotelli e Cassano si sono presi probabilmente oltre alle proprie colpe anche magari colpe altrui. Andiamo con la rassegna stampa di oggi, con i quotidiani sportivi. Gazzetta dello Sport, fenomeno James, il colombiano nuova stella del mondiale, viaggio alle origini di Rodriguez da Cucuta al Principato di Monaco. Nel marzo del 2010 disse sì alla Juve, ma Bettega lo fermò. Oggi è l'incubo dei brasiliani e l'idolo dei tifosi VIP come LeBron e Shakira. Taglio alto,
Olanda all'ultimo respiro, Costa Rica avanti ai rigori, gli ottavi in 6 minuti gli arancioni ribaltano il risultato, Grecia KO dagli 11 metri dopo l'1-1. Gli ex di Milano, Snyder e Huntelaar, trascinano gli Orange col Messico. Clima torrido, a Fortaleza va in onda il primo time out della storia. La favorita, il Brasile trema, Neymar sta male, lo picchiano, questa è un po' la denuncia fatta da Scolari. La Francia tifa Germania, Parigi vuole evitare l'Algeria, quindi in controtendenza rispetto a quello che dicevamo prima con le dichiarazioni del presidente della federazione francese. L'Argentina ha rigenerato Romero, scarto della Samp, quindi qui si parla del portiere della nazionale sudamericana, e poi per Maldini si riapre la porta della nazionale, come dicevamo prima. Kaká è il giorno dell'addio, andrà in prestito a San Paolo, poi a Orlando. L'Inter di Torino riparte dal CDA, Rabiot no al Paris Saint-Germain, c'è la Juve, questo è l'interrogativo per la Gazzetta dello Sport. Corriere dello Sport invece, Mancini Italia, si può, parte la corsa per il nuovo CT della nazionale, il tecnico è disposto a tagliarsi l'ingaggio, in ballottaggio c'è Guidolin, Allegri insegue Tavecchio alla FIGC per 2 anni. Pazza Olanda, rimonta finale e caso Robben, mondiali, addio sogni del Messico, tutto in 6 minuti, Snyder e un rigore, la punta nel primo tempo ho simulato, questa la missione di Arjen Robben. Costa Rica avanti, Grecia KO ai rigori, Francia e Germania è sfida all'Africa, poi Milan su Armero, Inter Mandzukic, mercato caldissimo col colombiano, c'è Eremenko nel mirino dei rossoneri, poi ancora Toira pronto a cedere i cardi per arrivare al bomber croato, quindi alcuni assaggi di calciomercato. Tutto sport con la Juventus in apertura, Vidal torna più forte, il cileno si è subito ripreso dall'eliminazione mondiale e lancia messaggi alla Juve: si è spezzato un sogno, però adesso mi riposo e poi sarò pronto per dare il massimo. Il futuro tranquilli, ma perché il centrocampista oltre al Real si è fatto sotto anche lo United. In settimana nuovo incontro per i Turbe. Poi Olanda da infarto rimonta il Messico e il Ragno Ochoa da 0-1 a 2-1 nel finale. Avanti Costa Rica, umana gioia e pianto greco ai quarti centroamericani. Il taglio laterale con calciomercato, scatta già l'Euro Toro, sempre più straniero, da domenica il Granata a Bormio, arriva Benassi, si tratta dello spagnolo Ruben Perez. Il Milan sfida l'Inter per Cerci, per togliere Buco da 80 milioni, Braida se ne va dalla Sampdoria, Zamparini lo vuole a Palermo, e poi ancora un riferimento su Roma, Ferreira Carrasco Roma, il Siena riparte dall'eccellenza, questo è il punto di domanda messo da Tutto Sport appunto in prima pagina. Riguardo a questo calciomercato, dunque Daniele, perché ci siamo sostanzialmente, al di là di un mondiale che sta proponendo gli ottavi di finale, è cominciata ovviamente l'eliminazione diretta, però si è detto molto e si comincia giustamente anche a entrare nel vivo con quelle che possono essere le operazioni, perché tra poco partiranno anche i ritiri. Sotto traccia o meno, insomma, qualcosa sta succedendo decisamente. Sì, partiamo dai ritiri, perché di fatto oggi il Torino dal via alla stagione 2014-2015, la formazione Granata si ritroverà a Torino fino al 5 di luglio, poi invece partirà per la doppia fase, diciamo così, di raduno in montagna, prima a Bormio in provincia di Sondrio dal 6 al 16 luglio e poi a Brunico in provincia di Bolzano dal 17 al 30 luglio, poi logicamente scenderà in campo per il secondo turno dei preliminari d'Europa League, per cui diciamo il Torino oggi dà il via anche ai ritiri che poi saranno chiusi il giorno 19 luglio con il Cesena che si ritroverà come ultima formazione, considerando che anche l'ultima formazione che, avendo disputato i playoff di Serie B, ha finito la stagione. Per quello che riguarda il discorso del mercato, il Milan di fatto saluta Kaká, l'avevamo già detto anche con largo anticipo. Kaká
andrà a firmare con la formazione della Major League Soccer statunitense degli Orlando, poi sarà dato in prestito per 6 mesi al San Paolo, ritornando poi di fatto a gennaio, quindi esordendo nel nuovo campionato nordamericano. Per il resto tante iniziative, l'Inter di fatto sta cercando di avere Casemiro in prestito da Real Madrid, un Inter che oggi ha ufficializzato il ritiro della maglia di Xavier Zanetti, che quindi dopo aver fatto la lunga carriera da giocatore e capitano dei nerazzurri adesso farà quella da vicepresidente, quindi nessuno all'Inter potrà indossare più la maglia numero 4. Poi ci sono tante situazioni di mercato che oggi si potrebbero anche definire. Il Cagliari sta cercando di rinnovare con Kossu, la Lazio di fatto dovrebbe andare a ufficializzare Parolo, e da tempo che si sta parlando di questo affare che dovrebbe, diciamo così, arrivare in porto. Poi tante altre situazioni in attesa di fatto che il calciomercato abbia inizio. Si aprirà il 1° luglio, si chiuderà il 1° settembre, e staremo a vedere che cosa riuscirà a fare il Milan, staremo a vedere cosa riuscirà a fare la Juventus. Una Juventus che dovrebbe cambiare modulo, passare dal 3-5-2 al 4-3-3, però per adesso mancano completamente gli interpreti per cambiare modulo in casa bianconera. E poi direi che una delle cose più caratteristiche di questo mercato è vedere se l'Hellas Verona riuscirà a vendere Iturbe a quella cifra, per me altissima, di 30 milioni di euro, un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso, la formazione Scaligera l'ha riscattato per 15 milioni di euro dal Porto, però adesso, diciamo così, pretende una cifra fra i 25-30 milioni di euro. Per Iturbe si è parlato di derby fra Juventus e Milan, però io sono abbastanza scettico su questo affare. Sì, è una sorta di duello con tanto diciamo, di offerte messe sul piatto, e diciamo così si è un po' usciti allo scoperto sotto questo punto di vista. Parlavamo del Verona che perderà Iturbe, dovrebbe andare via anche Romulo, anzi l'allenatore del gialloblu Mandolini ha detto che in ogni caso non dovrebbero più far parte dell'organico né uno né l'altro. Con Romulo c'è il discorso legato al riscatto tra appunto Verona e Fiorentina, si complica l'operazione per confermare l'italo-brasiliano all'Hellas. Il Chievo invece dall'altra parte si sta muovendo, e come, perché già ufficializzati anche alcuni colpi. C'è ovviamente quello di Paloschi in ordine cronologico, c'è, e qui ovviamente manca ancora la firma nero su bianco, però diciamo che siamo davvero ai dettagli per Maxi Lopez, per Meggiorini, per Bardi in porta, Biraghi sulla fascia sinistra. Insomma, è la squadra di quelle che ha fatto di più fino a questo momento, in controtendenza rispetto ad altre stagioni, si è decisamente mossa in anticipo. Tornando invece un attimo anche al Verona, c'è un colpo legato anche a uno degli interpreti del mondiale, ovvero nella Grecia Christodoulouopoulos, compagno di Moras peraltro nella nazionale greca, e a questo punto lo sarà anche in giallo-blu, mentre al Bologna dovrebbe finire Mimo Maietta in Serie B, ovviamente dopo il poco spazio trovato quest'anno. Sì, la notizia della mattinata è appunto anche il fatto che il Verona ha ingaggiato dal Bologna il 28enne centrocampista nazionale greca Lazaros Christodoulouopoulos, e poi anche la stessa Fiorentina, che di fatto ha ribussato alla Juventus per avere Mirko Vucinic, però a una cifra molto inferiore a quella richiesta dai bianconeri. Però l'abbiamo detto, Adriano, è un mercato che sta partendo molto a rilento, di soldi ce ne sono pochi, per cui si cerca di fare qualche scambio, e soprattutto non si può più sfruttare il discorso delle cosiddette comproprietà che sono state abolite. Infatti per quest'anno potevano essere soltanto rinnovate, per cui vedremo che cosa succederà, e soprattutto magari qualche affare last minute. È un mercato che rischia veramente magari di vedere poco per i primi 45 giorni e poi scatenarsi negli ultimi 15 giorni. È una cosa abbastanza strana, perché di fatto questo vorrebbe dire che molte squadre iniziano i ritiri con delle rose che poi saranno diverse da quelle che si presenteranno in campo, quindi è un po' la versione a doppia faccia di un mercato che parte però con poche risorse. E da quel punto di vista devo dire che il Verona ci prova a chiedere 25
barra 30 milioni per i turbe, però sono curioso di vedere se riuscirà ad avere quei soldi in Italia oppure dovrà andare a venderlo all'estero. Sì, è una trattativa che si sta certamente muovendo in qualche maniera. Si era parlato anche di Real Madrid prima della fine del campionato, peraltro un interesse un po' scemato col tempo, ma questo per dare l'idea anche dello spessore internazionale che aveva anche questo giocatore, la risonanza, quanto bene ha fatto l'anno scorso nel Verona, giocatore che è stato tutto l'anno di proprietà anche del Porto, che i gialloblu hanno riscattato nei primi giorni del mese di giugno, ponendo un importante solco anche nel mercato, perché adesso ovviamente si dovrà parlare col Verona per i turbi, uno dei migliori dello scorso campionato. Dicevamo invece di un Torino destinato a partire già da adesso per la nuova stagione. Si è cominciato il pronti via per la squadra granata, dopo che il Parma aveva peraltro venerdì scorso subito l'ennesima bocciatura per quanto riguarda il discorso europeo. Parma che non ha ottenuto ovviamente la licenza UEFA, e ai preliminari di Europa League ci sarà il Torino come prima rappresentante italiana. Bisognerà anche tarare un po' il peso specifico di questa squadra a livello di mercato. Il Torino tra l'altro ha avuto a sé due nomi assolutamente di prima fascia per il mercato. C'è quello di Alessio Cerci, c'è ovviamente un Ciro Immobile già emigrato verso Dortmund. Ecco, una squadra a misura europea dovrà essere in qualche maniera ideata dal Toro, dalla sua dirigenza, anche in virtù di quello che sarà la prossima avventura per quanto riguarda l'estate, più che altro perché ci sarà da mettere in conto un lavoro specifico e poi subito gli impegni di stampo europeo per il Toro. È un Torino che oggi di fatto ha dato anche a ufficializzare, dopo le visite mediche, l'ingaggio dal Boca Juniors del 24enne centrocampista argentino, che però ha il passaporto spagnolo, Sanchez Mino. È una formazione granata che, l'abbiamo detto, oggi inizia la propria avventura, e soprattutto vedremo se in questa avventura, Adriano, faranno parte sia Alessio Cerci che Darmian. Darmian probabilmente rimarrà, su Cerci invece di fatto già sul fine settimana scorso il presidente Cairo ha detto ma se potremmo pensare anche di vendere Cerci, e la base di partenza potrebbe essere 20 milioni di euro, per cui il Torino rischia di perdere dopo Immobile anche Cerci, per cui è una formazione granata che dovrebbe veramente ripartire da zero con Darmian, probabilmente l'unica bella novità di questo Torino, soprattutto uno dei pochi giocatori che ha fatto bene nei mondiali brasiliani per quello che riguarda l'Italia. Quindi è un Torino abbastanza difficile da decifrare, in considerazione del fatto che sono stati fatti già molti innesti e soprattutto giocatori arrivati dal Sud America, per cui bisognerà vedere come andranno a integrarsi nel gruppo Granata. È un Torino che avrà una stagione particolare perché, l'abbiamo detto, partire dal secondo turno preliminare di Europa League può portarti poi a giocare la Coppa Europea, che è una cosa molto bella, però potrebbe anche comportare una serie di problematiche per quello che riguarda la stagione, perché ricordiamolo che il Torino da quest'anno ha riorganizzato la propria società, quindi alzando anche l'asticella, puntando all'Europa, però era partita per non retrocedere, e l'anno prossimo dovrà stare attento soprattutto perché verosimilmente fra dicembre e gennaio potrebbe avere un calo fisico non indifferente, considerando che parte molto prima rispetto alle altre squadre. La cosa fondamentale che dovrà fare probabilmente Petracchi è dare a Ventura una rosa molto ampia, quantomeno di 30 giocatori. Domani ci spostiamo in Serie B, la presentazione di Mario Beretta come nuovo allenatore del Latina. Il Bologna invece ha praticamente messo le mani su Luca Ceccarelli, che giocava nello Spezia, in passato ha vestito le maglie anche di Fiorentina, poi a lungo quella del Verona. Un Beretta che a Latina dovrebbe portarsi Rosina e Vagliani, vuole fare
una squadra in tal senso. Piace anche Cascione. Per quanto riguarda Rosina c'era stato il concreto interessamento del Catania, che a suo modo si sta attrezzando al pari del Bologna per affrontare questa prima stagione in Serie B, il ritorno in cadetteria, e ha fatto dei passi in avanti per Emanuele Calaiò. Insomma, molti intrecci anche in tal senso. Si lavora anche in Serie B, Daniele, per preparare la nuova stagione. Assolutamente, diciamo che come notizia è arrivata sabato mattina quella che l'ex allenatore della Virtus Lanciano, Marco Baroni, ha firmato per il Pescara, per cui c'è anche questa notizia. Sì, è un altro mattoncino, soprattutto per quanto riguarda le panchine poi importanti da ricomporre, da rimettere a posto. Noi ci fermiamo per quanto riguarda invece Calcio Parlando, la puntata di oggi, l'ultima del mese di giugno. Torniamo sabato, sarà il 5 luglio, sarà tempo di quarti di finale per quanto riguarda il mondiale, i commenti a quello che è stato, l'analisi poi di un mondiale che potrà proporci molto in termini di incroci con appunto i quarti di finale e tra gli altri, ricordiamo, già definiti quelli Olanda-Costa Rica e Brasile-Colombia. Il resto lo vedremo tra stasera e domani. Intanto ci fermiamo. Grazie a tutti per essere rimasti in nostra compagnia sulle frequenze di Radio Padania. Torneremo sabato sul web, ci siamo con i nostri profili Facebook e Twitter. Intanto grazie anche al regista Roberto Colombo, un caro saluto e buon proseguimento. Avete ascoltato Calcio Parlando. Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù.